Buonasera e ben ritrovati alla Città che vorrei. Questa è l'ultima puntata dell'appuntamento preelettorale di presentazione delle liste. Questa sera avremo con noi in studio le ultime 3 liste, quindi in totale avremo ospitato alla fine di questa edizione tutte le 14 liste dei candidati sindaco, nonché in precedenza, come vi ricordate, abbiamo intervistato nelle puntate monografiche i 4 candidati sindaco. Ultimo appuntamento di presentazione e poi sabato 8 giugno c'è l'apertura delle urne. Quindi si voterà dalle 15 alle 23, intanto vediamo un facsimile della scheda elettorale, poi urne aperte ancora domenica dalle 7 alle 23, quindi lunedì 10 giugno a partire dalle 14 ci sarà lo spoglio dei voti, spoglio che sarà come ormai abitudine da alcuni la passata amministrazione e quella precedente, quindi è la terza volta, seguiremo passo dopo passo a partire dalle 14 di lunedì 10 in diretta, come sempre sulla Tenda TV, quindi uno speciale La città che vorrei, spoglio elettorale. E partiamo subito con questa ultima puntata. Come sempre da casa possibilità di inviarci i vostri SMS o WhatsApp con le domande da porre ai nostri ospiti al numero 348 2111373. Iniziamo quindi questa lunga puntata che vi terrà compagnia fino a quasi alle 23 con la prima lista, che è la lista Rete Civica per Vittorio Veneto, sostegno della candidata sindaco Luisa Camatta. Buonasera alla candidata sindaca, ancora una volta nostra ospite Luisa Camatta. E in rappresentanza della lista questa sera c'è il candidato Michele Bastanzetti. Buonasera gentile Claudia, mi permetta di salutare anche il mitico regista Federico Campodall'Orto che dirige i lavori della console, e vorrei anche, se mi permette, esprimere un elogio per il servizio importantissimo che state facendo, che fate anche da anni. È un servizio non solo di informazione, ma secondo me è un servizio fondamentale per esprimere quella che è uno dei principi fondamentali della Costituzione, che è la libertà d'opinione. Quindi io vorrei con calore perorare la causa del sostegno alla vostra televisione. Grazie, e quindi sono ovviamente sempre graditi gli apprezzamenti, visto che poi questa trasmissione viene svolta da noi come puro spirito di servizio alla città, quindi come volontari. Allora abbiamo con la lista 40 minuti, entriamo subito nel vivo di questa chiacchierata. Parto da lei, Bastanzetti. Ci raccontava nel dietro le quinte che è stato lei ad avvicinare Luisa Camatta al gruppo della nascente Rete Civica per Vittorio Veneto. Le chiedo cosa le ha fatto capire poi che Luisa Camatta sarebbe stata la giusta candidata sindaco per la vostra civica. Allora, vorrei raccontarle un aneddoto. Circa 3 mesi fa, all'interno della Rete Civica, noi stavamo passando un periodo piuttosto burrascoso, difficile. Perché? Perché pur avendo ormai disegnato a grandi linee il programma, non riuscivamo a focalizzare la figura del candidato sindaco. Erano emersi dei nomi, però nessuno di questi nomi raccoglieva il consenso di tutti, c'erano delle perplessità. Una sera ho pensato di invitare la Luisa Camatta, che non conoscevo in realtà in modo approfondito, la conoscevo da poco tempo, solo per averci chiacchierato insieme durante una passeggiata sul Monte Altare. E l'ho portata lì a questa riunione, abbiamo cominciato a parlare fra di noi, lei assolutamente silenziosa, ascoltava, abbiamo svolto la nostra seduta consueta su temi del programma. Dopo circa un'oretta, esauriti noi i nostri punti, abbiamo dato la parola alla Luisa. La Luisa ha fatto un intervento di circa una decina di minuti, noi tutti in silenzio, abbiamo cominciato a lanciarci occhiate al laser, messaggi telepatici.
Lei ha concluso il suo intervento, silenzio per un attimo, a un certo punto Giovanni Bassetto, che è uno dei nostri, dei nostri candidati, una figura storica, come lei ben conosce da sempre nella politica cittadina, è sbottato così: "Ven trovà la Baia de Oro", che come sa nel dialetto vittoriese significa abbiamo preso un terno all'otto, Sì. qualcosa del genere. E subito ha raccolto il consenso immediato di tutto l'auditorio, gli abbiamo chiesto di candidarsi. Tralascio quel che è seguito Conferma la poi, candidata. le notti Esattamente insonne così. della Luisa, le pressioni che abbiamo continuato a farle, finché a un certo punto, Esatto. dopo questo corteggiamento estenuante, ha ceduto e ha accettato. Questo racconto anche per dimostrare quanto sia la sua capacità di entrare in empatia con un auditorium che neanche conosce. E fa parte ovviamente anche della sua formazione professionale, perché lei è laureata in psicologia, no? Quindi, ma è stato immediato ed è una cosa che abbiamo riscontrato successivamente in tutti gli incontri che ha fatto. Questa senz'altro è una delle sue qualità. Un'altra delle sue qualità è importante, secondo me, la sua capacità di fare sintesi, la sua capacità di apprendere velocemente quali sono i contorni delle tematiche e di cercare di trovare una via d'uscita, una via di programmazione di queste tematiche. E altra grande qualità, secondo me, è la sua capacità organizzativa. Mi chiederete se ovviamente a questo punto c'è qualche difetto e purtroppo devo confermare che una volta l'abbiamo sentita dire una parolaccia perché eravamo in un momento, alle volte all'interno nostro, come sa, si incrociano ideologie, culture e Sì. sensibilità molto diverse, alle volte è successo che sia acceso qualche focherello e a un certo punto è sbottata questa parolaccia e vabbè. Gliel'avete perdonata L'abbiamo per una volta. perdonata e la teniamo sempre sotto controllo, ovviamente, da questo punto di vista. Ecco, dai, abbiamo raccontato Tutto anche qualcosa di più, meno Istituzionale, esatto. più intimo, sì, è vero, ma quoto tutto, è proprio andata così, proprio dall'inizio alla fine, è andata proprio così. Ecco, accennava prima Bastanzetti Monte Altare, ieri 2 giugno voi siete saliti sul Monte Altare e come tradizione è stato issato il tricolore e da lì lei, candidata, ha rimarcato l'importanza di andare a votare il prossimo fine settimana. Sì. Perché nuovamente questo appello, che non era un appello votate per la mia lista, ma era un appello andate a votare? Allora, intanto perché il 2 giugno è una data storica non solo per la scelta della forma di Stato di Repubblica, ma perché è stata la prima volta che c'è stato un vero suffragio universale in Italia nel 1946, cioè è stata la prima volta in cui finalmente anche le donne hanno partecipato attivamente alla vita politica e quindi è stato il primo passo verso una reale parità di genere. Quindi, memore di questo, secondo me certi traguardi sono sacri, perché non vanno dati per scontati, voglio dire, non è che perché c'è un diritto tu, diciamo, puoi star tranquillo che ci sarà sempre, o lo eserciti o lo rendi vivo attraverso l'uso costante, o può succedere un giorno che ti chiami pentito perché magari ti viene tolto o perché si svuota di significato. E quindi per noi è fondamentale che anche le persone deluse, ne abbiamo incontrate tante, si sono fermate a parlare con noi, umanamente le capiamo, voglio dire, ci sta, però soprattutto a livello comunale, quindi a casa tua, tu devi partecipare alla vita politica della tua città. Intanto perché così hai voce in capitolo, anche se poi devi criticare, sai che comunque il tuo dovere l'hai fatto. Diritto-dovere, perché bisogna anche assumersi le responsabilità. Dopodiché ti devi informare, quindi è anche uno sprone, voglio dire, a non essere passivi di fronte a tutto ciò che magari le amministrazioni fanno, ma promuovere proprio un'informazione da parte dei cittadini. E poi perché, cioè, voglio dire, se ci fosse un sistema elettivo con un quorum, allora potrei anche capire che tu non vai a votare per dare un segnale.
Ma in questa forma, voglio dire, di amministrative, tu semplicemente se non vai a votare lasci che decidano gli altri. E secondo me questo è veramente un peccato, perché è vero che non possiamo fare tutto da soli, è vero che un unico cittadino non ha poteri, diciamo, però quel un milionesimo, diciamo, di potere che hai, lo devi esercitare, perché sono morte delle persone perché tu lo abbia questo potere, e quindi secondo me ognuno deve fare la sua parte di dovere. Ecco, io proprio, a prescindere da quello che poi Sì. uno decide di votare, questo è fondamentale. Mi aggancio anche ad un'altra cosa che ho sentito Certo. circolare in questi giorni e mi ha fatto un po' male da cittadina, cioè che gira quest'idea del voto utile. Cioè sembrerebbe, perché poi può essere anche un pettegolezzo, ma insomma io lo dico apertamente, gira quest'idea presso le altre coalizioni che i cittadini non ci votino perché noi siamo talmente piccoli, secondo loro, quindi citano dei presunti famigerati sondaggi che già ci sarebbero, ma in realtà non ci sono, perché la realtà è questa, e cioè che una persona che voti Rete Civica per Vittorio Veneto spreca il voto, perché è molto meglio invece appunto esercitare il voto utile, quindi votare quelli più grossi. Ma questo è quasi un insulto al cittadino, cioè il cittadino vota quello che per lui è giusto, quello che sente essere la persona, la coalizione, lo stile che lo rappresenta. Cosa significa sto concetto di voto utile? È come quel vecchio concetto di andare a votare tappandosi il naso. Ma che idea è? Cioè, una volta che a Vittorio Veneto c'è una concreta possibilità di cambiamento, una rete civica pura, cioè veramente di cittadini tra i cittadini. Ci siamo impegnati, abbiamo fatto i salti mortali, siamo una squadra coesa, unita, propositiva, informata, abbiamo chiesto perizie, cioè abbiamo fatto tutto e anche di più, e adesso l'unica, come dire, strategia che è rimasta è tirare in ballo il voto utile. Allora vuol dire che avete paura, allora vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Io non amo né criticare gli altri né lodare me stessa o noi, però caspita, questo non è un modo di valorizzare la volontà popolare. Cioè, ricordiamoci che la sovranità è del popolo, è in mano ai cittadini, e il cittadino informato sa esattamente cosa votare, perché sa esattamente cosa è meglio per sé e per la sua città. Quindi assolutamente non accetto quest'idea del voto utile. Bastanzetti, nelle precedenti puntate in cui abbiamo già avuto ospite la vostra rete civica è emersa come priorità quella del decoro urbano, l'attenzione al decoro urbano, e so che c'è un altro tema che a lei è particolarmente caro, che è quello delle fontane, le fontane storiche di Vittorio Veneto, che fino a qualche giorno fa versavano in uno stato di abbandono, con rifiuti, insomma necessitavano di una pulizia. Allora, per introdurre questo tema vediamo un video che lei appunto ha girato pochi giorni fa. Questo come vittoriesi fa molto male. La Fontana del Duomo è del 1555 e venne donata ai cenedesi dal cardinal Michele della Torre con la seguente dedica ancora leggibile: affinché tu beva ceneda hai un regalo di Della Torre. Nonostante infiniti appelli negli ultimi decenni la si è lasciata deteriorare e non viene pulita da 10 anni, tanto che non zampilla neppure più. La Fontana dei Frati è del 1823. La leggenda vuole che una notte di marzo del 1862 la sua acqua si mescolò al sangue del commissario imperiale regio asburgico Luigi Artini, che venne ferito a morte, e questa è storia vera, nei suoi pressi dai patrioti risorgimentali cenedesi. Ora è uno stagno putrido. La Fontana della Rizzera o di San Filippo è del 1839 e reca lo stemma cittadino. Anche per la presenza di un comodo spazio di sosta, è molto utilizzata da automobilisti e ciclisti di passaggio per dissetarsi. La sporcizia che la inquina è rivoltante. La Fontana di Salsa, già nota in tutta Italia come la Fontana degli Arditi, è del 1823, con la statua femminile databile nel tardo Seicento. Vero emblema cittadino, raggiunse fama nazionale all'indomani della gloriosa battaglia di Vittorio Veneto, perché qui si dissetarono i nostri fanti che liberarono la città dall'invasore austro-ungarico. Era il 30 ottobre 1918. La fontana è allo sfascio.
Queste fontane, nella loro bellezza artistica, hanno vissuto per secoli la piccola storia quotidiana, come pure gli eventi epocali, fanno parte della identità stessa della nostra comunità. E la incuria con la quale vengono trattate è un vergognoso biglietto da visita per Vittorio Veneto, perché dà un'immagine di decadenza, di indolenza, di mancanza di amor proprio. Care cittadine, cari cittadini, salviamo le nostre fontane monumentali, curiamo tutte le fontane della città, liberiamone la bellezza. È un patrimonio tramandatoci dai nostri padri. Rete civica per Vittorio. Ecco, abbiamo visto le immagini, risalgono a qualche giorno fa perché nel frattempo gli operai del comune hanno provveduto ad eseguire una pulizia, quindi l'acqua in parte è tornata a zampillare dalla fontana del Cardinale, non ci sono più le piante che abbiamo visto dentro la fontana ai Frati. Ecco, so che lei è un tema caro anche da semplice cittadino in questi anni, insomma, l'ha più volte sottolineato. Sì, gentile Claudia, e faccio notare una cosa. Sa quanto è servito per pulire le 4 fontane agli operai, a 2 operai del comune? È bastato un giorno. Io personalmente sono da 20 anni, da quando sono entrato nel Consiglio di quartiere di Ceneda, che battaglio per queste fontane e non solo, per molte altre cose, molti altri aspetti, molti altri monumenti che riguardano la nostra identità storica. E fa veramente male al cuore perché queste fontane fanno parte non solo della storia, ma dello spirito proprio della nostra gente. Sono stati per secoli un luogo di socializzazione, di vita in comune e racchiudono, come ho accennato nel video, delle storie importanti che si riallacciano, delle storie ancora più importanti della città e che segnano il nostro percorso, che è un percorso dal punto di vista storico identitario molto originale, molto importante, pur nella nostra piccolezza demografica come entità di popolazione. E salvare queste cose vuol dire salvare la nostra anima di vittoriesi, la nostra identità. E per tornare alle fontane devo aggiungere una cosa. Sono state ripulite con questo blitz, non voglio usare un termine polemico, ma la realtà è quella, con un blitz che ha tutto il sapore di essere un blitz preelettorale. Ma ad esempio la fontana del Cardinale non è stata pulita a dovere perché ci sono delle cannule che sono ancora otturate, quindi o le cose si fanno bene o non si fanno. E poi il problema non era solo quella della pulizia, che pure, ripeto, sono 10 anni che la invochiamo ed era una cosa indecente perché in una zona in pieno centro storico arrivavano poi i turisti, le scolaresche, gente da fuori e vedeva questo spettacolo. Io mi chiedevo allibito che tipo di considerazione potessero avere queste persone che venivano da fuori sulla nostra qualità dal punto di vista anche etico oltre che identitario. E il problema però non è solo quello della polizia, il problema che noi invochiamo da anni è quello anche della ristrutturazione ormai strutturale di questi manufatti che sono ampiamente degradati, che si sono aggravati velocemente proprio per la trascuratezza che c'è stata negli anni. Per dirne una, nella fontana del Cardinale non veniva chiusa e svuotata durante l'inverno. Io ho delle fotografie storiche con 10 cm di ghiaccio all'interno, il ghiaccio ovviamente entra nelle fessure e peggiora ancora di più la situazione. La fontana di Salsa, quella degli Arditi, se guardate il piedistallo, i gradini che la circondano, è stata maciullata dalle betoniere che hanno svolto dei lavori su un cantiere privato e sul cantiere delle ferrovie quando hanno fatto l'elettrificazione, e là nessuno si è preoccupato di rimettere a posto, di chiedere i danni. Quindi proprio un disinteresse, dal mio punto di vista, di vittoriese, la cui famiglia è vittoriese da 5 generazioni accertate, è una cosa che colpisce proprio nel profondo e fa molta amarezza. Ci arrivano le prime domande da casa. Allora, primo un complimento per la candidata, leggo testualmente: buonasera, sono Fiorella, volevo fare i complimenti Luisa, penso sia una bella sorpresa per Vittorio Veneto, grazie. Grazie Fiorella, grazie. E poi sempre a lei rivolgono una domanda.
In tema voto utile, al ballottaggio preferisci avere di fronte la Lega di Posocco o la Lega di Braido? No, a questa domanda non rispondo per correttezza, nel senso che io non ho mai considerato i nostri avversari politici come dei nemici. Penso che già faccia male a loro la loro divisione interna, perché voglio dire, erano fianco a fianco, tanti sono amici proprio poi nel quotidiano, nella vita reale, diciamo così, e penso che già questa spaccatura non fosse quello che auspicavano sicuramente, quindi non sarò certo io a infierire nel modo più assoluto, e soprattutto, come ho detto spesso, io bado all'etica e alle capacità delle persone, e se fosse per me la giunta pescherebbe da tutte le coalizioni, perché sarebbe garanzia non solo di tavola rotonda di tutta la città, voglio dire, con esigenze diverse, con logiche diverse, ideologie diverse, e quindi sarebbe un bellissimo esempio di unione. Quindi non voglio augurarmi nulla del genere, voglio dire, cioè li ho conosciuti anche in questo mese e mezzo, ne ho apprezzato qualità e limiti come di tutti gli esseri umani. Per me sono pari, voglio dire, cioè stiamo correndo insieme in vista di un risultato, voglio dire, a cui tutti cioè, agogniamo, perché ci teniamo alla nostra città, voglio sperare, quindi non faccio neanche una considerazione tipo strategico, voglio dire, cioè l'importante è che vinca davvero la persona che ha più a cuore la città, e soprattutto che possa fare del bene a questa città. Altra domanda da casa è rivolta a Bastanzetti. Come pensa di reintrodurre i consigli di quartiere? Sì, la ringrazio, ma prima di risponderle posso fare una piccola sottolineatura su quel che ha detto la Luisa, perché è un passaggio secondo me molto importante, direi addirittura rivoluzionario, che non si è mai sentito in una campagna elettorale a Vittorio Veneto e forse neanche altrove. Quello che ha detto Luisa diverse volte è che se per miracolo riuscissimo noi a dover imbastire una giunta comunale, non ci sarebbe nessuna preclusione, neppure ad attingere come assessori a qualcuno che avesse combattuto la campagna elettorale come antagonista nostro. Quindi è una cosa che secondo me va sottolineata e va apprezzato, proprio perché il principio di fondo è che la Luisa e la nostra compagine intenderebbe portare alle responsabilità di governo le menti e le disponibilità migliori di tempo e di professionalità. Per quel che riguarda i consigli di quartiere, anche qui la ringrazio particolarmente, lei sa che ho una sensibilità spiccata per il tema, ho fatto 4 mandati consecutivi al Consiglio di quartiere di Ceneda e anche qui la nostra lista si distingue in modo assoluto. Noi sappiamo che parlare di partecipazione, di cittadinanza attiva, di ascolto, di sarò tra i cittadini, vi ascolterò sempre, è quasi un obbligo di tutti, lo stiamo sentendo, lo abbiamo sentito anche in queste settimane. Però io chiedo ai telespettatori, nel concreto, come pensate che possa venire realizzato questo principio della partecipazione? A questa risposta abbiamo dato noi un quadro definito, solo noi sinceramente, perché solo noi abbiamo esplicitamente scritto nel nostro programma che intendiamo ridare forma a delle istituzioni di cittadinanza attiva che derivino da quelli che sono i vecchi consigli di quartiere. Li abbozzo solo velocemente quale potrebbe essere la forma che noi abbiamo pensato. Avremmo pensato di creare una circoscrizione sud e una circoscrizione nord. Nella circoscrizione sud entrerebbero i vecchi quartieri di Ceneda, San Giacomo, Costa e Val dei Fiori, 4. Ognuno di questi 4 quartieri avrebbe diritto a 3 consiglieri, 3 per 4, 12. La circoscrizione nord, invece, aprirebbe le porte a Centro, Serravalle, Sant'Andrea, Vallapisina, anche qui 4 per 3, 12.
Ci sarebbe un'elezione diretta del presidente di quartiere, quindi il presidente di quartiere verrebbe designato come il più votato dai cittadini, dagli elettori, non come era nel passato dall'interno del consiglio di quartiere, e a questi consigli di quartiere noi intendiamo dare la facoltà di venire informati correttamente sulla vita amministrativa, di poter presentare delle proposte, di poter presentare anche delle critiche, di poter effettuare dei controlli su quello che è l'attività amministrativa. Il tutto, si badi bene, senza creare il benché minimo intralcio al Consiglio Comunale e alla Giunta. Non vogliamo creare un doppione, o addirittura 2 doppioni del Consiglio Comunale. Vogliamo creare qualcosa che possa aiutare invece il Consiglio a commettere, se non altro, meno errori possibili, quali, per fare un esempio tra i tanti, quello che è stata la scandalosa via Oberdan, quella vicenda sulla quale, senso di marcia. sulla quale non mi dilungo. Sì. Ovviamente il quadro è molto più complesso, non abbiamo il tempo per spiegarlo, ma questa è la vostra sottolineare idea. Che noi siamo gli unici assolutamente tra coloro che concorrono a sindaco ad aver indicato la riattivazione di un'importante istituzione di partecipazione attiva. Ok. Aggiungo solo una cosa, mi scusi, rispetto a questo per far capire quanto per noi la partecipazione dei cittadini sia non è un ostacolo, voglio dire, cioè non è che ci dà fastidio che ci dicano qualcosa, anzi è proprio il contrario, è proprio un aiuto all'amministrazione per capire esattamente in che direzione andare e far contenti tutti, perché chi meglio di chi ci abita in un luogo sa esattamente di cosa c'è bisogno in quel luogo, cioè è la famosa partecipazione attiva a doppio livello, nel senso che da un lato ci sarebbe più informazione per il cittadino che non si troverebbe a non sapere neanche cosa gli fanno alle spalle, e dall'altra sarebbe un aiuto enorme, preziosissimo all'amministrazione, perché avrebbe i temi e le preferenze di un territorio già sul tavolo. Quindi meglio di così. E anche, scusi, non per giocare a ping pong con la Luisa, ma un altro principio importante, questo tipo di istituzioni secondo noi servirebbe anche a smuovere la passione e gli interessi dei giovani che si stanno staccando dalla politica e magari a combattere anche l'assenteismo, che è un'altra malattia molto grave. E a proposito di giovani, arriviamo da casa un'altra domanda. Che cosa farete per il futuro dei giovani che ormai non vedono più in Vittorio Veneto una città in cui restare? Verissimo. Beh, qui rispondo io, giusto, per me. Qui voglio dire ci sono tanti interventi che vanno concertati insieme, perché allora dipende a che giovani, voglio dire, stiamo pensando, perché se parliamo delle famose giovani coppie, per esempio, c'è bisogno di chiaramente case a dei prezzi ovviamente che una giovane coppia possa permettersi, sia in termini di affitto che di vendita, e occorrono dei servizi, a partire dai mezzi pubblici, voglio dire, fino ad arrivare ad un asilo nido, ad esempio, cioè tutto ciò che può aiutare una giovane famiglia a costituirsi, a vivere bene, sicurezza cittadina, decoro, perché nel momento in cui metti al mondo un figlio ci tieni che, voglio dire, percorra una strada sicura, che vada a scuola in bicicletta, visto che parliamo di piste ciclabili, in totale sicurezza, cioè tutta una serie di cose di questo tipo. Se parliamo invece di giovani ancora più giovani, diciamo così, noi abbiamo tutte le scuole nel nostro territorio, è un unicum, diciamo, per quanto riguarda il nostro territorio, e il motivo per cui poi non rimangono lì questi ragazzi è perché noi non favoriamo tante cose per loro, tra cui, per esempio, non so, si parla tanto di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo una favolosa zona industriale di San Giacomo, non ci sono i collegamenti, quindi banalmente i ragazzi nel momento in cui devono recarsi presso le ditte ce ne hanno dei mezzi proprio, e non va bene, chiaramente. Altra cosa, c'è un disagio giovanile galoppante, ma questo non interessa solo Vittorio Veneto, è un po' diffuso, e il Covid non ha aiutato, anzi ha fatto emergere delle problematiche anche relative all'utilizzo del digitale, per capirsi, telefonini, tablet, tutto quello che ci va dietro, che è un problema nazionale, non solo, internazionale, ma che crea
uno scollamento con la realtà proprio, e quindi è il momento in cui anche a livello neuronale, parlo soprattutto dell'adolescenza, un ragazzo si trova praticamente ad avere una guerra interna e una ristrutturazione proprio della corteccia prefrontale. Ciò significa che, cioè, tutto quel disagio giovanile, ragazzi, ha delle ragioni chimiche. Se tu lì intercetti sul nascere certi segnali d'allarme, e si possono intercettare perché basta avere gli occhi ben aperti sia a livello di servizi sociali in città sia a livello scolastico, quindi anche là comunicazione immediata, e nel momento in cui lo intercetti devi saper agire, che significa anche però andare alle volte ad aiutare le famiglie. Perché attenzione che la scuola arriva sempre in un secondo momento, ma prima di tutto ci sono dei disagi familiari, situazioni di violenza in casa, situazioni di problemi economici, c'è una miseria che è sempre più emergente, voglio dire, quindi ecco, ci sono proprio tante cose che vanno fatte relativamente ai giovani. E un'altra cosa è che la politica in generale, l'amministrazione, ma in generale il mondo adulto, deve smetterla di parlare dei giovani e non con i giovani, e soprattutto ascoltare i giovani, cioè lasciar parlare i giovani, perché abbiamo spesso un atteggiamento quasi paternalistico nei confronti dei ragazzi, come se dovessero dire quello che secondo noi è giusto, ma nel momento in cui sono invece dissidenti o critici gli diciamo tasi ti boccia, no? Tendenzialmente, lo dico in dialetto, cioè zitto tu che sei piccolo, ma non è questo il modo, anzi, valorizzare veramente le idee, la genialità che hanno le menti fresche è la prima cosa che dovrebbe fare un'istituzione, diciamo. Ultimi 10 minuti, quindi il tempo... C'era una cosa importantissima che ha dimenticato Luisa, che fa parte del nostro programma. Sentiamo. Sì, proprio a dimostrazione dell'interesse che noi abbiamo nei confronti del giovane, noi puntiamo tantissimo sul miglioramento delle strutture sportive, e qui cito solo la piscina e vabbè, e anche l'aviocampo, ma adesso non c'è tempo purtroppo. E il rugby. Sì, avevamo già anche parlato nelle precedenti puntate. Però è un fulcro per lo sviluppo delle personalità dei ragazzi. Altra domanda da casa. Buonasera, se vincerete riuscirete a togliere quel sintetico dall'aiuola all'uscita dell'autostrada? Subito! In modo da dare un bel biglietto da visita a chi entra in città. Grazie, Roberto. Oh, altro che, guarda, questa penso di averla detta 2 o 3 volte ormai, perché proprio a me fa male agli occhi vedere quella roba lì, non so neanche come sia concepibile mettere un benvenuto di quel tipo, che è come dire torna indietro, riprendi l'autostrada e torna a casa tua. No, immediatamente, nel modo più assoluto, ma non solo quella, la scalinata Bianchi fuori dalla stazione, non è un biglietto da visita neanche quello, ma tutto, cioè va ripreso proprio in mano a livello di cura, di orgoglio cittadino, ma anche proprio di accoglienza verso chi tu inviti in città, perché si parla di rilancio turistico, si parla di fare manifestazioni, ma voglio dire, se nel momento in cui arrivano poi tu li accogli in un modo del genere, non è un buon modo di accogliere, è come invitare gli amici a cena e non pulire neanche l'entrata di casa, cioè non esiste. Sì, immediato, per quanto mi riguarda immediato. E Bastanzetti, allora abbiamo detto che nel weekend si va al voto, quindi questi sono gli ultimi giorni di campagna elettorale. Quali sono gli appuntamenti di Rete Civica per Vittorio Veneto? Allora, domani sera ci siamo inventati una cosa un po' strana, non sappiamo come andrà a finire, comunque ci proviamo. Sotto la loggia del Sansovino, che come sa era l'antica sede della municipalità di Ceneda, convochiamo tutti i cittadini, convochiamo anche i candidati sindaco se hanno piacere di venire, e vorremmo fare una sorta di comizio aperto, comizio libero, un dialogo fra di noi in tutta libertà, chiunque è benvenuto. Poi ci sarà la serata finale, il famoso La Notte dei Krafen, noi chiamiamo, nella quale venerdì questo? Questo venerdì, sì. Anche qui limitatamente il numero di Krafen a disposizione, siete tutti invitati. È una tradizione antichissima della famiglia Casagrande, è una famiglia di grandissima ospitalità e di altrettanto grande passione civile. Basti ricordare che
negli anni d'oro mi raccontano che riusciva a sfornare qualcosa come 2000-2500 Krafen la sera di Sant'Augusta, e lo faceva con spirito di gratuità e spirito di fratellanza, di gioiosa vicinanza con tutti i cittadini, con chi volesse. Quindi questo è un po' lo spirito della nostra serata conclusiva. Bene. Altra domanda da casa, la pongo sempre a lei e Bastanzetti. Il telespettatore si collega alle fontane, dice: il verde urbano come le fontane fa parte del decoro e della decadenza della nostra città. Qual è il destino dei tanti alberi pericolanti? È un tema veramente importante, questo sempre più importante, perché Vittorio Veneto, come sapete, ha un patrimonio arboreo enorme. Non parlo della cinta collinare o montana, ma proprio di quello che c'è all'interno della città. È un patrimonio che naturalmente costa anche molto alla comunità per le potature, per la sostituzione degli alberi malati o cadenti o inclinati, o degli alberi che spaccano i marciapiedi. E purtroppo abbiamo assistito negli anni a una gestione di questo patrimonio non proprio professionale. Sono state piantate delle essenze come le ginkgo biloba in certi viali, che non sono alberi da zona urbana, perché distruggono i marciapiedi, i cordoli, i sottoservizi. Quindi si è andati un po' così a casaccio. Bisognerebbe individuare, noi pensiamo di procedere così, una figura professionale di alto profilo che fosse in grado di gestire questo patrimonio immenso, sperando anche lì di trovare le risorse necessarie, perché, ripeto, alberi di questa importanza, di questa grandezza, sono un costo importante anche per la comunità, quindi non è per nulla secondaria questa questione. E Camatta, un'altra domanda un po' meno istituzionale: con questa campagna elettorale come l'ha vissuta e come la sta vivendo? Lei insomma è il volto nuovo, quindi immagino ci sia stato anche tanto da studiare, perché rispetto insomma agli altri candidati lei non ha un'esperienza amministrativa alle spalle. Certamente, ho studiato giorno e notte, ma proprio letteralmente, loro lo sanno, perché a me non piace parlare a vanvera e non mi piace promettere cose non concrete, diciamo così. Quindi sì, ho studiato tantissimo. E dormito pochissimo. E dormito pochissimo, sì, assolutamente, anche perché nel frattempo io sono una libera professionista e sono una mamma, quindi voglio dire... Ci sono tante cose da conciliare. Sì. Noi lo capivamo dalle occhiate, dalle occhiaie. Sì, no, verissimo, è stata proprio una sfida anche a ricostituire degli equilibri, senza dubbio, ma incredibilmente, guardi, all'inizio, ve lo posso dire proprio schiettamente, a livello umano avevo molta paura, perché ogni confronto era un'ansia, era proprio, insomma, ci tenevo a fare bene e anche a non far sfigurare la squadra, voglio dire, insomma, quindi ho studiato veramente giorno e notte. Da metà in poi invece ha cominciato a piacermi proprio tanto parlare con le persone che mi raccontavano veramente anche delle storie personali, e questo a me piace tantissimo, perché veramente guardare negli occhi le persone e sentire che si aprono con te, che hanno anche delle proposte, quindi vedi proprio l'amore per la città, a me piace tantissimo, proprio è stato un arricchimento anche a livello umano. In più conoscere loro, tutta la squadra, diciamo, e tutti i simpatizzanti attorno, è stato sempre più coinvolgente e anche emozionante, perché davvero, siamo stati una squadra pazzesca. Io ho visto tutto quello che hanno fatto, anche loro giorno e notte, conciliando famiglia e politica, e sono, comunque vada, io sono orgogliosa della squadra, di noi, di quello che siamo riusciti a fare insieme, del fatto che abbiamo superato le differenze individuali e anche, come dire, i motivi di contrasto, l'abbiamo veramente fatto giorno per giorno, e quindi io sono felice, penso sia stata una scuola accelerata di vita, pazzesca, però lo rifarei 1000 volte, e anche per questo che dico agli assenteisti, ai delusi, ai giovani, no, non ci credete a questa descrizione della realtà negativa, non è vero, se qualcosa non va bene puoi
metterci il tuo impegno e con passione cercare di cambiarlo. Almeno puoi dire io c'ero, ci ho provato. Ultimi 2 minuti, chiudiamo come sempre con l'appello al voto perché l'8 e il 9 giugno votare per Rete Civica, per Vittorio Veneto e per la candidata sindaco Luisa Camatta. Chi dei due vuole fare l'appello? Prego. Che responsabilità, ragazzi. Votare per noi direi perché abbiamo un programma molto ben definito. Abbiamo dei candidati consiglieri e una candidata sindaca che sono all'altezza della situazione, abbiamo volontà di fare e abbiamo soprattutto volontà di distinguerci da quella che è una politica del passato che secondo me non ha portato i frutti che ha promesso e che non è in grado, lo dico con un po' di amarezza, perdonatemi, non è in grado di rinnovarsi. Io credo che Vittorio Veneto abbia bisogno di recuperare il suo antico orgoglio, la sua identità, la sua forza e la volontà di crescere perché ha dei talenti straordinari, talenti geografici come posizione geografica, talenti storici, talenti culturali, talenti umani nell'associazionismo nostro che è ricchissimo e importante e quindi io non lo accetto proprio questo tipo di decadenza che la città sta seguendo da alcuni decenni. Dobbiamo reagire e per reagire dobbiamo cambiare classe dirigente. Grazie a Luisa Camatta e a Michele Bastanzetti qui stasera per Rete Civica per Vittorio Veneto. Grazie infinite Claudia. a voi. E Federico. Ora una breve pausa e ritorniamo con la prossima lista che è il Partito Democratico. A tra poco.
10 giugno dalle ore 14, speciale La città che vorrei, con tutti i risultati delle elezioni amministrative di Vittorio Veneto. Mirella Balliana, Giovanni Braido, Luisa Camatta, Gianluca Posocco. Uno di loro sarà il sindaco di Vittorio Veneto. Lunedì 10 giugno dalle ore 14 la maratona elettorale della Tenda TV. Rieccoci in studio, ora spazio alla lista Partito Democratico, che è una delle 5 della coalizione a sostegno della candidata sindaco Mirella Balliana. In studio per il Partito Democratico questa sera abbiamo la capolista Barbara De Nardi, buonasera, e il candidato nonché segretario del Circolo Vittoriese del PD, Fabio Braido, buonasera. Allora, le domande da casa come sempre al 348 21 11 373. Con la lista Partito Democratico abbiamo a disposizione 24 minuti e sono le 21:48. Parto da lei, Braido. Per la prima volta, dopo tanti anni, vediamo un centro-sinistra unito all'appuntamento elettorale di Vittorio Veneto. Cosa vi ha spinto in questa direzione? Chiedo a lei anche nella sua veste di segretario del PD. Allora, diciamo che questa è una domanda che ci porta un po' a fare una riflessione sul percorso che abbiamo fatto come coalizione, che ci ha portato poi successivamente ad identificare il nostro candidato sindaco di coalizione. Il centro-sinistra ha fatto un percorso diverso rispetto alle altre coalizioni, nel senso che si è riunito a lungo per mettere a punto innanzitutto il proprio programma ed ha identificato un metodo molto preciso, che è stato quello di lavorare a livello di singole liste, singoli gruppi, che hanno fatto emergere i temi principali a loro cari. E poi abbiamo creato un direttivo di coalizione che ha fatto da un lato una sintesi e poi ha anche verificato che non ci fossero temi importanti e dirimenti per la città che potessero poi eventualmente portare a frizioni o a scontri all'interno della coalizione o successivamente, ancora peggio, durante l'eventuale possibilità di andare ad amministrare la città. Quindi il nostro percorso è iniziato prima nella identificazione e nella creazione del programma, dopodiché ci siamo confrontati per identificare una figura che facesse sintesi e che rappresentasse al meglio questo programma. Naturalmente il Partito Democratico aveva al proprio interno più figure con la qualità e l'esperienza per poter diciamo, rivestire il ruolo di candidato sindaco, ma abbiamo preferito seguire un percorso che portasse all'apertura di questo gruppo e quindi generosamente abbiamo deciso di sostenere il candidato sindaco Mirella Balliana. Ecco, De Nardi, perché a suo avviso Mirella Balliana potrebbe essere la prima donna sindaco di Vittorio Veneto? Mi pare evidente che questa tornata elettorale abbia caratteristiche del tutto peculiari rispetto alle tornate elettorali precedenti. Una è già stata individuata, il centro-sinistra che si presenta unito fin dal primo turno, al secondo turno era già successo nel 2014 con l'accordo fra Roberto Toron e Mognol, il centrodestra che si presenta imploso ed esploso completamente, con una maggioranza che ha retto e sta reggendo di fatto anche l'attuale amministrazione, che nonostante gli intendimenti iniziali di solidità e tenuta si è fragorosamente dissolta negli ultimi mesi di mandato. Quindi mi pare una situazione del tutto diversa rispetto a quello che era il panorama politico nelle tornate elettorali precedenti. Un cambio di rotta che segna insomma il cambiamento rispetto al passato.
E venendo alla squadra del Partito Democratico, Braido, chi fa parte della vostra lista? So che ci sono dei volti noti, insomma, con esperienza e volti nuovi. Sì, la lista del Partito Democratico è un po' il compimento di un percorso che è nato circa 2 anni fa, quando sono diventato il segretario del circolo, e con il circolo, che attualmente conta più di 60 iscritti, c'è stato un aumento del 50% negli ultimi 2 anni, e che fa un po' capire anche il lavoro importante che stiamo facendo, non solo ovviamente io, ma a livello di segreteria, con Barbara e Rita Lot, e naturalmente come direttivo. Ci sono 2 elementi, diciamo, di novità che contraddistinguono, a mio modo di vedere, la nostra lista. Innanzitutto il fatto che il Partito Democratico sia stato uno dei principali, non voglio dire il principale, ma uno dei principali promotori della formazione della coalizione di centrosinistra. E questo naturalmente è un po' una novità importante anche rispetto alle precedenti tornate elettorali, come giustamente sottolineava Barbara. La seconda importante novità è appunto, come dicevo anche prima, il fatto che nonostante al nostro interno avessimo la possibilità di esprimere dei validissimi candidati, abbiamo preferito optare per, diciamo, una candidatura che diciamo, prevalesse sulle proposte di singole liste, ma che portasse, diciamo, a una coalizione più ampia. La lista è composta da persone sempre sia di esperienza, come appunto anche di spessore, con tanta esperienza, come l'ex sindaco Roberto Tonon, ma abbiamo al nostro interno anche delle figure nuove, come ad esempio Lorenzo Carlet, che è studente 22enne, ma non per questo giovanissimo da un punto di vista politico, nel senso che lavora all'interno del Partito Democratico da diverso tempo, e insieme a Lorenzo abbiamo appunto messo a punto diverse idee, diversi progetti che sono totalmente proiettati per il futuro, grazie anche, insomma, al suo entusiasmo di giovane democratico. Se mi è permesso, vorrei dire la lista sì, certo. Parto dai qui presenti: Barbara Denardi, avvocato, attuale consigliere di minoranza, nonché ex assessore durante l'amministrazione Tonon. Io, Fabio Braido, sono il titolare di una società di ingegneria, non sono in politica da molto tempo e conto di portare all'interno della politica vittoriese un po' di esperienza, diciamo, dal punto di vista gestionale e di gestione delle persone, fondamentalmente. Marco Dus, anche lui consigliere di minoranza, nonché capogruppo del Consiglio Comunale da ormai 10 anni. Stefano Barabino, Giulia Bortolotto, Luisa Bottega, Graziano Carnelos, già consigliere comunale e già sindaco di Gaiarine, Guido Celso, Silvia Criscuoli, Michela Daros, Fabio De Vallier, Rita Lot, Giulia Moretto, Silvano Tocchet. Mi sarebbe piaciuto del tempo di presentare ciascuno di loro, immagino che non ci sia abbastanza tempo. Una cosa che mi sento invece di sottolineare è che la squadra si contraddistingue per una forte conoscenza del territorio e tutta l'esperienza per mettere a terra i progetti. Certo. A proposito di progetti, allora il Partito Democratico Denardi ha collaborato al programma della coalizione. Quali sono le vostre priorità? Beh, io partirei da un punto che è stato, a mio avviso, trattato poco in questa campagna elettorale, nel senso che è stato inglobato nel ragionamento sulla cura della città, sulle opere pubbliche, sulla corretta gestione delle manutenzioni. Però dobbiamo anche dire che la città di Vittorio Veneto negli ultimi 5 anni ha visto l'aumento sia dell'IMU e più recentemente anche dell'addizionale IRPEF. Questo significa che a fronte di maggiori risorse in capo all'amministrazione comunale derivanti appunto dal prelievo fiscale a carico dei cittadini, c'è stato, questo insomma mi pare che lo abbiano detto a destra e a manca un po' tutti anche i candidati, una inadeguata, diciamo così, gestione di quello che è il complesso che dicevo prima, quindi manutenzioni, verde pubblico, opere pubbliche e quant'altro. È chiaro ed evidente che in questa situazione dobbiamo assolutamente pensare
da un lato a un miglioramento di tutti questi aspetti, come è già stato detto, ma anche dall'altro a affrontare il ragionamento sulla riduzione delle aliquote IMU che appunto sono state aumentate ormai praticamente 5 anni fa e che pesano in modo particolare sulle cosiddette seconde case. Quando parliamo di seconde case normalmente si pensa alla Villa Cortina, ecco, diciamo, in realtà sotto la dicitura generica seconde case si fa riferimento a tutto ciò che non è prima casa, quindi sia gli immobili residenziali ulteriori rispetto all'immobile di residenza, ma anche a tutto quel complesso di immobili commerciali, che quindi significa anche in parole povere e colloquiali i negozi, ad esempio. L'IMU della zona industriale ha un'altra gestione, lo sappiamo, va in gran parte dallo Stato, quindi è un ragionamento un po' diverso. Però su questa partita si gioca anche a ricaduta un altro ragionamento a noi caro, che è quello relativo a favorire le realtà commerciali locali. Giustamente è stato rilevato in diverse occasioni durante questa campagna elettorale che le difficoltà del commercio locale non derivano esclusivamente da ragionamenti di questo tipo, è una situazione complessiva generale nazionale e anche sovranazionale in alcuni casi, ma sicuramente l'aumento dell'IMU ha ulteriormente gravato di costi e di spese ad esempio coloro che gestiscono un'impresa commerciale anche di piccole dimensioni e che sono proprietari dell'immobile, perché ovviamente pagano l'IMU, oppure sono in affitto perché a ricaduta ovviamente il proprietario recupera, diciamo così, gli importi. Questi sono due ragionamenti che forse sono emersi un po' meno di altri durante la campagna elettorale, quindi cerco di concentrarmi più sulle cose che nuove non sono state dette in modo ripetuto, perché è giusto che insomma le persone abbiano un'idea complessiva di quelle che sono le proposte, le scelte. Ovviamente un ragionamento sui giovani, penso a una proposta che è stata fatta chiaramente fin dall'inizio dalla coalizione di centrosinistra, che vuole sostanzialmente porre un aiuto ai ragazzi rispetto a un problema che è evidente. La nostra biblioteca in questo momento è utilizzata in gran parte come aula studio, ma al di là che questo comporta una serie di ragionamenti di altro tipo, ovviamente quello della necessità di intervenire sulla biblioteca civica anche dal punto di vista e soprattutto dal punto di vista strutturale, ma è evidente che anche come aula studio non è più sufficiente e quindi una delle proposte del centrosinistra è quello di creare una struttura che possa fungere da aula studio con tutte le infrastrutture necessarie, penso al wifi efficiente e rapido per i nostri ragazzi che studiano e hanno bisogno di questi spazi. Ho fatto alcune citazioni. Sì. Prego. Posso aggiungere un punto? Il primo punto del programma di coalizione è la sanità. Come sappiamo la sanità è un tipo di competenza soprattutto in capo alla regione, però non per questo noi intendiamo batterci per rafforzare in realtà comunque il sistema sanitario locale, ed è collegato al motivo per cui il Partito Democratico dare il voto al Partito Democratico, perché è importante il fatto che quando c'è un'istanza da presentare, una problematica piuttosto che il mantenimento di un servizio o l'implementazione di uno nuovo, è importante avere delle rappresentanze a livello regionale o addirittura parlamentare che ci consentano di amplificare e mettere in luce le problematiche che ci sono a livello locale, ad esempio relativamente all'ospedale. Chiaro.
Nel frattempo ci sono arrivate da casa varie domande che ora giro a voi. Prima domanda, non so se vuole rispondere lei, Denardi. Alle comunali si guardano le persone teoricamente, ma non credete di avere un asse spostato troppo verso la sinistra? Si è inteso come PD o è, non lo so se Probabilmente, intende forse come coalizione. Ma la Balliana è un candidato civico, delle liste che la sostengono, a parte il PD, stiamo parlando di tutte liste civiche, quindi stiamo tra l'altro parlando anche, al di là di alcuni casi di persone che da tempo si occupano di politica, la gran parte dei candidati anche delle liste civiche sono o new entry della politica, per dirla con un termine usato e solito, oppure persone che comunque non hanno una militanza precisa e dichiarata, per cui non la vedo come uno spostamento dell'asse, anzi è sempre paradossalmente mi fa un attimo sorridere questa domanda, perché per anni mi sono sentita dire che il Partito Democratico era troppo a destra. Quindi sì, no, adesso Per questo telespettatore. pieno rispetto per la posizione dello spettatore, ovviamente non voglio far passare per mancanza di rispetto, però mi fa sorridere perché dopo un po' di anni sento un ragionamento diverso da quello che ho sentito per anni, ecco. Poi si può aggiungere un punto rispetto a questa Sì. domanda. Non deve spaventare il fatto che questa sia una coalizione di centrosinistra, quindi la rappresentanza della sinistra all'interno della coalizione c'è, come c'è la rappresentanza del centro. Se guardiamo anche ai candidati strettamente del Partito Democratico, che siamo qui per rappresentarla, sì. Io sono un imprenditore, ci sono 2 ingegneri, ci sono 2 avvocati, diciamo che non rappresentiamo prettamente o solamente, diciamo, l'ambito della sinistra. Certo. E altra domanda, la vostra coalizione è stata la prima a presentare il candidato sindaco. Vista come è andata nel centrodestra, vi aspettavate una situazione così divisa? Riferito ovviamente ai vostri avversari, tra virgolette. Beh, se posso riportare un po' un'esperienza diretta, perché ho partecipato e contribuito, diciamo, alla formazione della coalizione di centrosinistra fin dall'inizio. Questa avventura è partita già i primi contatti, diciamo, tra il Partito Democratico e le altre liste o già formate o formanti a luglio dell'anno scorso. Abbiamo cominciato a lavorare in maniera intensa da settembre a dicembre, e durante questo, diciamo, periodo ci siamo molto concentrati sulla diciamo, scrittura del nostro programma di coalizione, quindi non ci siamo guardati moltissimo attorno. Detto questo, non ci aspettavamo che ci sarebbe stata questa frattura, anche se diciamo, vista anche dall'esterno, probabilmente Barbara, che ha vissuto anche dall'esterno, ha probabilmente colto anche qualche aspetto in più, qualche frattura già si percepiva durante questa amministrazione. Altra domanda da casa, la pongo a lei, Denardi, visto che ha sollevato il tema anche del decoro pubblico e si parla di questo. Scrive Mara, sempre per il decoro pubblico urbano, quando si potrà percorrere i meschietti dal Gallium alle Zer senza la torcia del telefono accesa la sera? Va bene il risparmio energetico, ma penso, insomma, ovviamente questa è una domanda nel caso sarete voi ad amministrare la città per i prossimi 5 anni. Sicuramente il tema dell'illuminazione pubblica è un tema che ricorre spesso nei ragionamenti. Non ricordo se esattamente nell'ultimo o nel penultimo, mi pare nell'ultimo Consiglio Comunale, la responsabile dell'ufficio tecnico, la dirigente dell'ufficio tecnico del Comune, ha dichiarato che il complesso dei punti luce in città era già insufficiente prima della riduzione operata sul Monte Ore a causa delle note vicende internazionali, dell'aumento dei costi energetici, era comunque appunto insufficiente già a monte, e quindi stiamo parlando di almeno un paio d'anni fa. È chiaro che anche tutta questa partita è una partita che va a contemperare esigenze diverse.
Da un lato c'è un'esigenza evidente di sicurezza, perché l'illuminazione significa sicurezza sia dei pedoni soprattutto, sia dei veicoli, sia sicurezza intesa non della circolazione ma in senso più generale. E dall'altro esigenze sia di risparmio energetico sia di inquinamento luminoso. Sappiamo che purtroppo le nostre città sono elementi che rendono particolarmente difficile non solo a chi si occupa professionalmente o per hobby di astronomia, e abbiamo, voi avete abbiamo un candidato che è il presidente degli astrofili, quindi sa bene qual è la questione. Sappiamo benissimo questo problema, ma che più in generale rende difficile anche, sì, non è solo una questione di osservazione del cielo, ma ha un problema molto più complesso in realtà. È possibile però, e lo sappiamo perché in molti luoghi è già stato fatto, è possibile però trovare un bilanciamento tra queste esigenze, ad esempio con sensori che accendono la luce solo nel momento in cui vi sono dei passaggi, quindi quando è strettamente necessaria, o con la modifica dei corpi illuminanti che garantiscono sia risparmio energetico sia appunto che la luce non vada eccessivamente verso l'alto. È chiaro però che questo significa, come in generale in tutte le questioni, affrontarle con competenza e studiarle al meglio per riuscire a trovare una soluzione che è sempre un compromesso, perché la politica è sempre un compromesso, il problema è se il compromesso è al ribasso oppure è al rialzo. Noi auspichiamo che sia al rialzo. Altra domanda da casa per lei, Braido: in caso di ballottaggio, Bagliana-Braido o Bagliana-Posocco, come vi muovereste e qual è il vostro pensiero? Beh, innanzitutto il pensiero è quello di non arrivarci. Quindi di vincere il primo turno? Di vincere il primo turno. E quindi si vedrà. E abbiamo sentito da De Nardi alcune delle tematiche con le quali voi avete contribuito al programma elettorale. Altri temi a voi cari come Partito Democratico? Beh, abbiamo uno dei temi, diciamo, che sono un po' collegati anche a quello che descriveva prima Barbara e che sono collegati anche alla domanda dello spettatore che appunto chiedeva il perché di questa mancanza di illuminazione. C'è un punto che fa parte del nostro programma, che è stato sintetizzato un po' in uno slogan che però fa capire un po' quello che deve essere a nostro avviso l'approccio: più servizi o meno tasse. Quindi se nell'arco di 5 anni di amministrazione sono stati raccolti 1,6 milioni all'anno, per 5, se vado 8 milioni di euro di tasse raccolte che non si vedono concretizzate all'interno o di un'opera pubblica o in un innalzamento del livello del decoro urbano. Quindi la nostra idea è quella che o riusciamo ad innescare un meccanismo virtuoso dove c'è una corretta percezione, innanzitutto attuazione e una corretta percezione dell'aumento della manutenzione e anche di altri servizi, pensiamo ai posti all'asilo nido, piuttosto che bisogna aspettare, c'è stato un periodo in cui si aspettano mesi per rifare la carta d'identità, quindi o si riesce a innescare un meccanismo dove si aumentano i servizi, oppure non si può chiedere uno sforzo così consistente ai cittadini che contribuiscono con le proprie tasche, diciamo, al pagamento delle tasse che servono necessariamente per i servizi, oppure diminuiamo le tasse. Sono le 22:10, ultimi 2 minuti, quindi l'appello al voto da parte del Partito Democratico a lei, De Nardi: perché votare l'8 e il 9 giugno per il Partito Democratico e sostenere la candidata sindaca Mirella Bagliana? Ovviamente l'invito è a votare la candidata sindaca Mirella Bagliana, ma in particolare tra i partiti della sua coalizione il Partito Democratico, che è non solo, come diceva il segretario, un partito quindi con rappresentanze e collegamenti anche a livello superiore rispetto a quello vittoriese, quindi a livello regionale
e a livello nazionale, ma anche perché la lista che è stata formata è una lista che contempera al suo interno sia competenze acquisite in anni di esperienza di amministrazione, perché l'amministrazione non si improvvisa mai, si impara non in pochi mesi ma in anni di lavoro, nuove idee, nuove leve, nuove forze in grado di proporre anche cambiamenti. Faccio solo un esempio: uno dei temi di cui si è parlato tanto in campagna elettorale è stata la piscina comunali. Il Partito Democratico già 2 anni fa aveva proposto in una mozione di impegnare tutti i partiti e tutti coloro che avevano delle rappresentanze in Parlamento e in Consiglio Comunale, ce ne sono parecchi, di andare a Roma tutti insieme a sollecitare i rappresentanti nazionali perché si riuscisse a trovare una soluzione al problema annoso e che sta diventando veramente esplosivo delle piscine comunali. Ecco, questa cosa non è successa. Nonostante sia stata fatta questa proposta, non è stata accolta, in particolare dalla maggioranza. Io credo che se invece ci fosse una maggiore coesione anche tra i partiti a livello locale in rapporto ai livelli regionali e nazionali, questo risultato si sarebbe potuto portare a casa. Grazie al Partito Democratico, qui rappresentato dalla capolista Barbara De Nardi e dal candidato Fabio Braido. Grazie. Grazie. Grazie a voi. E prima della pausa, scusate, dopo la pausa, ormai sono un po' fusa, e allora ci fermiamo per una breve pausa e dopo rientriamo con l'ultima lista, che è la lista Vittorio Vive. A tra poco.
Lunedì 10 giugno dalle ore 14, speciale La città che vorrei, con tutti i risultati delle elezioni amministrative di Vittorio Veneto. Mirella Balliana, Giovanni Braido, Luisa Camatta, Gianluca Posocco. Uno di loro sarà il sindaco di Vittorio Veneto. Lunedì 10 giugno dalle ore 14, la maratona elettorale della Tenda TV. Rieccoci in studio ed ora l'ultima lista, la 14ª ospite della città che vorrei, la lista Vittorio Vive, che è una delle 5 che sostiene la candidata sindaco Mirella Balliana. Questa sera in studio abbiamo il capolista Mario Darè e buonasera, e il candidato Michele Arvizzigno. Buonasera. Ecco, più giovane. Sì, della lista, Sì, ok, sì, sì. ma volevo dire anche forse il più giovane, perché se non sbaglio Michele ha 21 anni. Sì, ma nella Sì. lista di Mirella Balliana No. c'è uno più giovane. Sì, certo, però volevo dire il più giovane che è arrivato nei nostri studi ospite Sì. a rappresentare le liste, le 14 liste, quindi questo primato insomma aspetta a te Michele. Sì. Come prima, domande da casa, sempre il 348 2111 373 e con la lista Vittorio Vive abbiamo a disposizione 24 minuti. Sono le 22:18, quindi partiamo subito. Chiedo a lei, Darè, perché la lista Vittorio Vive ha deciso di sostenere Mirella Balliana. Mi sembrava l'unica soluzione. Cioè, Mirella è la persona che con il suo modo di essere, di fare la sua esperienza, è stata in grado ha dimostrato una capacità di unione dei gruppi che ha portato a questo risultato, secondo me, assolutamente positivo per l'insieme delle liste, ma soprattutto per la città, perché consente di unire per la prima volta tutto il quadro politico di centro-sinistra, che parte da un centro e arriva anche a una sinistra, diciamo, tradizionale, forse più storica, e che però nell'insieme siamo riusciti, fortunatamente, con l'impegno di tutti, con la buona volontà di tutti, a costruire un quadro d'unione veramente coeso e che Mirella riesce ed è riuscita davvero a costruire con la sua capacità anche di empatia nei confronti dei vari gruppi, riconoscendo le singole esperienze. E Michele, ha detto prima Darè, qui stasera in studio a rappresentare della lista il candidato più âgé e il candidato più giovane, ma chi altro fa parte della squadra di Vittorio Vive? Cioè, la nostra è una lista molto eterogenea e questa è una cosa molto positiva, in fatto a età, in fatto a professioni, in fatto a esperienze di vita. Possiamo contare anche per esempio sul supporto di medici, persone che sappiamo bene le condizioni in cui versa l'ospedale di Vittorio Veneto, hanno molto a cuore il futuro di questa città. Io ho visto una squadra molto coesa parlando di questa lista. Sì. E le persone che ho conosciuto mi hanno dato l'impressione che il sostegno che stiamo offrendo a Mirella Balliana può davvero rivelarsi utile, può realizzarsi in qualcosa di positivo per la città. E so che tra i temi cari della lista Vittorio Vive c'è anche il futuro dell'area ex caserma Gotti, quindi il Parco del Meschio, di cui proprio di recente Darè avete organizzato un incontro pubblico. Ecco, qual è la vostra idea di Parco del Meschio? Allora, faccio una premessa. Il problema principale della città è, diciamo, l'inverno demografico. Non è che è una cosa che puoi risolvere con una scelta politica tout court, così d'improvviso. È un problema che non riguarda solo la nostra città, ma è un problema che riguarda tutte le città del Veneto e l'Italia nel suo complesso. Allora, l'unica speranza che noi possiamo avere per, non dico invertire il trend, ma
quantomeno per bloccare il trend, per mantenere il livello attuale dei residenti, dobbiamo offrire qualcosa di più che altri non hanno. Allora Vittorio Veneto gode, e questo è indiscutibile, di una posizione geografica straordinaria, avvolta dalle colline, vicino ai laghi, vicino al Parco del Cansiglio, a 100 km o 70 km da Venezia, un'ora di strada da Venezia, un'ora di strada da Cortina, i laghi attorno, quindi è una posizione straordinaria. È una città verde, una volta era conosciuta come la città giardino Vittorio Veneto. E allora perché non riportare questo slogan, questo hashtag per Vittorio Veneto come modo di attrarre nuovi residenti? Perché soprattutto oggi i giovani e le giovani coppie cosa cercano oltre al lavoro, che scelta fanno per luogo del vivere, per portare avanti una famiglia, dei figli? Un luogo che garantisca una tranquillità, una serenità e anche una qualità del vivere che un ambiente verde può sicuramente garantire di più. Ecco che allora il proporre un parco del Meschio, nel senso che un asse attrezzato che parte dalle sorgenti del Meschio e va ancora più in su, fino al confine sud di Vittorio Veneto, un asse sul quale c'è questo fiume meraviglioso, e non è una cosa da poco perché tante città sono attraversate, ma non lambite così per tutta la loro lunghezza da questo fiume importante per la sua condizione, per la sua situazione, diciamo anche ambientale, per il suo equilibrio ecologico, per il suo biosistema, diciamo, completo. Ma su quest'asse si è anche innescata una pista ciclabile, una ciclopedonale, che lo rafforza e quindi costituisce un asse di collegamento fra tutte le strutture scolastiche che abbiamo, sportive e ricreative, lungo tutto quest'asse. Se noi quest'asse qua riusciamo a incrementarlo di aree verdi, aree umide, anche qualche zona di acqua, qualche piccola palude, e alberando ulteriormente, creando dei piccoli boschetti radi, creando questo corridoio ecologico può veramente diventare un attu in più che la città può offrire a chi vorrebbe venire. Abbiamo una zona industriale che ospita, che dà lavoro a oltre 6.000 persone, tante delle quali lavorano fuori Vittorio Veneto, e quindi io credo che molte di queste, vivendo in una città così, potrebbero pensare che bello sarebbe vivere qua. E questo è quello che noi dobbiamo offrire come città. Ha detto appunto attirare nuovi residenti, nuovi giovani, ma sentiamo dalla viva voce, ecco, di un giovane, Michele, lei abbiamo detto ha 21 anni, esatto. Ecco, come vede lei Vittorio Veneto e cosa fare per i giovani? Dunque, questo è un discorso che mi sta particolarmente a cuore. Io ogni tanto sento discorsi che si fanno in giro del fatto che i giovani preferiscono starsene a casa al telefono, a giocare, piuttosto che uscire. Solo che sono arrivato al punto in cui dico, io non li biasimo, perché un ragazzo può uscire, ma per fare cosa? Si è parlato di abbattere la ex scuola Cosmo, però avere un edificio in una zona centrale, vicino alle scuole, che è anche strutturato su diversi piani, lì è possibile creare un vero e proprio centro giovanile, che non solo dotato di aule studio, che comunque dovrebbero anche essere presenti in più parti della città, però anche un luogo di ritrovo, un luogo dove i ragazzi possono sentirsi meno soli, perché c'è un'epidemia di solitudine in Italia. Quindi sono dati Eurostat ancora prima della pandemia. Il 13% degli italiani non hanno nessuno con cui parlare dei propri problemi. I giovani soffrono un disagio enorme, insostenibile, questo lo sappiamo, però da loro un luogo in cui trovarsi e formare dei legami che chiaramente senza legami una persona non può sopravvivere, l'uomo è un animale sociale. Un centro giovanile ovviamente è il minimo indispensabile per noi giovani. E quindi voi come lista l'avreste individuato proprio in quell'immobile dell'ex Cosmo? Sì, esatto. Sì. E poi altre priorità per i giovani? Abbiamo sentito questo spazio di ritrovo e di socializzazione. Per quanto riguarda invece la formazione, si è già parlato della possibilità di creare istituti tecnici superiori, però noi abitiamo in una città che può contare su grandi aziende come Permastelisa, Irinox, Permac, grandi aziende dell'acciaio. Creare dei centri di ricerca, luoghi in cui sia possibile offrire un sostegno vero e proprio a queste aziende che soffrono la concorrenza
grandi imprese orientali che contano su una manodopera a basso costo, e se invece non iniziamo a ragionare sul versante opposto, invece di pagare poco i dipendenti, perché non pensiamo a migliorare la produzione, lavorare su nuovi materiali, studiare? E poi ovviamente se queste proposte attrarranno molti giovani in città, bisogna anche pensare degli alloggi. Conosciamo tutti il problema delle case per giovani coppie, però per chi vuole venire qui a studiare, per esempio in Piazza della Fontana a Serravalle abbiamo degli edifici proprietà dell'ANAS che il comune può rilevare a basso costo per le proprie spese, per le proprie casse. Certo. E intanto ci arrivano da casa delle domande, la giro a lei da Re. Questo telespettatore chiede a proposito di Meschio, si parlava prima del fiume Meschio, l'area Carnielli, come intendete interagire con le controparti? Guarda, intanto bisogna dire che l'area Carnielli è ferma da 5 anni perché questa amministrazione non è stata in grado di dare delle indicazioni precise sul come portare avanti il programma, il piano di recupero. Credo che ormai l'attuale proprietà si sia stancata hanno presentato, mi risulta, 31 proposte di progetto a questa amministrazione senza ricevere alcuna risposta definitiva. A un certo punto hanno abbandonato l'idea in attesa della prossima amministrazione. Noi abbiamo già ragionato su questo tema sia come lista che come coalizione e pensiamo che l'area Carnielli possa e debba diventare un ponte di collegamento tra la città e il Parco del Meschio. Quindi, al di là del core business dell'azienda, che è la realizzazione del supermercato, ovviamente l'azienda si è già dimostrata disponibile a ragionare in termini di qualità urbana. E quindi su questa strada noi avvieremo un programma, un tavolo di confronto con l'azienda per cercare di far convivere le due cose, l'interesse diretto dell'azienda, perché ovviamente è l'azienda che è proprietaria e che quindi ha anche a suo carico la parte economica dell'investimento, ma la città che da parte sua deve in qualche modo intervenire per far sì che ci sia appunto un discorso sinergico tra pubblico e privato che possa portare complessivamente a miglioramento degli spazi urbani e quindi della qualità della città. Certo. L'altro ragionamento andrebbe fatto per l'area Gotti, perché purtroppo sull'ex caserma Gotti si è persa una grande occasione, come a mio avviso è stata un'occasione sbagliata quella dell'aviocampo di San Giacomo. A caserma Gotti è stato buttato là un progetto senza sapere esattamente cosa fare, tanto per cercare dei fondi. E credo che non sia questa la strada più corretta da perseguire, da seguire. Bisogna avere prima un'idea, e questo è il problema che le amministrazioni, tra cui quella che sta lasciando adesso, non hanno mai avuto, una visione di un futuro sulla città, cioè che città vogliamo. L'area Gotti, come l'Aviocampo, a mio avviso, doveva rimanere un'area di riserva per queste generazioni, a loro l'incarico fra 10-15 anni di decidere cosa fare in base a quello che sarà lo sviluppo della città, il progresso della città, in positivo e in negativo che sia, ma non essere noi pretenziosi nel fare le scelte, nel vincolare le scelte del futuro, anche perché non abbiamo necessità di creare spazi associativi, non abbiamo necessità di creare una sede per l'associazione volontari antincendi boschivi, ci sono già, li hanno già, abbiamo tanti altri spazi liberi, vuoti, inutilizzati. Perché dobbiamo costruirne ancora? E poi un mercato coperto per chi? Chi lo gestisce? Cioè, credo che sia stato veramente un errore, come è stato un errore non concentrare questi fondi che il PNR ha lasciato, ha destinato alla città, che peraltro pochissimi rispetto a quelli che la città avrebbe potuto avere se solo l'amministrazione fosse stata più attenta, più intraprendente e avesse presentato dei progetti, per esempio avrà perso l'occasione del recupero di Villa Papadopoli. E a proposito di immobili contenitori vuoti, altra domanda da casa, pongo a lei Michele. Ci sono diversi contenitori vuoti dopo che i militari hanno lasciato la città. Ad esempio l'ex Quinto Corpo d'Armata, in cui avete proposto di realizzare un albergo, penso si riferisca ad un progetto. Ecco, come, con quali risorse, ed è comunque proprietà del demanio, scrive il telespettatore. Vuole rispondere lei? Sì, rispondo io.
Allora, i beni demaniali ex militari, uso residenza, vanno trattati in un tavolo in cui c'è il demanio militare, ATER e Comune di Vittorio Veneto, perché non possiamo accettare, in fin dei conti, sono un bene pubblico, è un bene della collettività, sono stati pagati i soldi, non possiamo permettere che questi beni siano lasciati al degrado. Allora il demanio militare deve rendersi conto che non può lasciare questi beni, quindi è un tavolo in cui o il demanio fa un accordo di programma con il comune, oppure fa una cessione d'uso, un comodato d'uso per 20, 30, 40 anni, quello che sarà da discutere, con a fianco l'ATER, azienda territoriale per la residenziale, che poi in qualche modo interviene nella gestione poi di queste unità abitative, perché abbiamo solo immobili ufficiali ed ex-ufficiali, sono circa 70 appartamenti. E sono appartamenti grandi, se pensiamo solo a quelli qui in via Duca d'Aosta o quelli in via Galilei, in via Galilei sono 32 appartamenti, di cui 2 occupati ancora poco, gli altri pressoché vuoti. Allora dobbiamo mettersi in testa che questi beni vanno immediatamente riutilizzati. Per quanto riguarda invece l'albergo, dicevo, sì. Allora il 5 febbraio in zona industriale c'è stato un convegno tra 11 aziende insediate che hanno proposto un piano di riqualificazione della zona industriale. Benissimo, un piano di riqualificazione, quindi aree verdi, quindi filari di verde, quindi una miglior qualità degli spazi esterni agli edifici industriali, benissimo. Però poi è stato proposto la costruzione di un albergo di circa 100 camere, anche unità abitative sono state proposte. Ma io dico, ma se l'esigenza degli imprenditori sono un albergo da 100 camere, perché non viene, anziché investire in zona industriale, non acquistano per esempio l'ex Palazzo Piccin, ex Corpo d'Armata, che è nato peraltro come albergo? L'investimento sarebbe pari e peraltro c'è allora un'interazione tra zona industriale e città che fa vivere la città senza costringere chi usufruisce dell'albergo di rimanere in zona industriale. Certo. Ovviamente poi ci sarà la necessità di un collegamento anche di autobus tra la città e la zona industriale, oltre che di pista ciclabile, a questo parleremo magari in altro. Per esempio sarà facile una pista ciclabile lungo la ferrovia, passa diretta e quindi... Michele, prima presentando la lista accennava al tema dello sport. Esatto. Ecco, come lista, quali sono le priorità che vi siete dati in questo ambito? Allora, tornando alla questione del Parco del Meschio, l'idea dell'aerocampo che abbiamo menzionato prima, che ci va a costare 16 milioni di euro per adesso, noi riteniamo che quell'idea sia un buco nell'acqua, perché è una zona lontana dal centro abitato di San Giacomo, è una zona che allunga la città, per così dire, crea altro traffico e soprattutto non è ambientalmente sostenibile. Nel Parco del Meschio sono previsti degli impianti sempre nella zona di San Giacomo, però di nuovo lungo il fiume Meschio. In questo modo sono anche previsti dei collegamenti a piedi o in bicicletta. Non bisogna per forza usare la macchina per andare dappertutto. E invece il tema della sanità, che era un altro tema che accennava nella presentazione della lista, o ricordo male, mi pareva ci fosse l'accenno anche il discorso dei medici, l'interesse, l'attenzione. Sì, ma diciamo che è un tema, né Michele né io siamo tecnici del settore, siamo preparati a questo. Ovviamente la cosa che noi possiamo dire è che dobbiamo ovviamente far sì che la conferenza di sindaci, che è l'unico organo di rappresentanza delle comunità locali nei confronti dell'ULSS e della regione, abbia veramente la capacità di incidere sulle scelte. Allora noi dobbiamo far sì che si stabiliscano definitivamente quali reparti destinare all'ospedale di Vittorio Veneto, quali reparti possono rimanere a Conegliano, ma questo deve essere fatto attraverso un patto anche tra le amministrazioni del territorio vittoriese, l'ex comprensorio, perché diciamo che solamente se c'è questa sinergia, perché solamente Vittorio non ha molto significato, ma se Vittorio è in rappresentanza di tutti i comuni che lo circondano
E quindi ovviamente questo consente di avere una maggior forza di contrattazione anche nella conferenza dei sindaci, che finora la conferenza dei sindaci prima viene convocata pochissimo, dopodiché il nostro sindaco pare che o non ci va o se non va sta zitto, per cui non possiamo sperare granché. Intanto ci arriva anche un messaggio dall'Ecuador, ci stanno seguendo da laggiù e dicono, traduciamo ovviamente era in spagnolo, ecco, tanta forza e avanti con tutti i tuoi progetti, mio caro Michele dall'Ecuador, la tua famiglia materna e con te un abbraccio caro nipote. Grazie mille. Ecco, No, ti scrivono... no, c'è la parte della mia famiglia che è rimasta in Ecuador. Sì. Gracias muchísimo. Ecco, tornando un po' ai giovani, perché insomma ci piace anche sentire dalla voce di un certo. giovane, perché come ha detto prima da Re, la città, adesso bisogna progettare la città del futuro, cioè quella che sarà vissuta Certo, da questi loro, ragazzi. certo. Esatto. Ecco. Ma anche perché, se mi permette, no? L'altro giorno ho parcheggiato nel parcheggio in fianco alle poste sotto e c'era un gruppo di ragazzi là sotto, che di solito ci sono, e mi sono avvicinato per parlare con loro. È stato interessantissimo, cioè loro si aspettano che noi ci rivolgiamo a loro per parlare, dicono ma voi cosa fate per noi? E quindi si è instaurato un dialogo, è quello che manca probabilmente a loro. Lascio la parola a Michele. Sì, perché immagino ne abbia anche certo. tu parlato con i tuoi coetanei. Sì, no, esatto, perché quello che io ai giovani delle altre liste, menziono Lorenzo, Elisa, Marta, Enrico, Andrea, quello a cui tendiamo è il raggiungimento di una vera partecipazione giovanile. Cioè, io prima ho parlato del centro giovanile, ma noi abbiamo il centro giovani Criciúma qui vicino, San Pietro e Paolo, solo che sì, offre attività interessanti, ma credo che non sono abbastanza. Io credo un giovane, essendo cittadino di Vittorio Veneto, deve arrivare a un punto in cui può offrire un contributo anche senza candidarsi necessariamente in una lista come stiamo facendo noi, però che dall'esterno, come ogni cittadino dovrebbe fare, avere la possibilità di comunicare direttamente con l'amministrazione. Avevamo un consiglio di quartiere, ma sono stati brutalmente uccisi da questa amministrazione. Quindi ora possiamo ripensare a una nuova forma di partecipazione, certo, ma non si può pensare che noi giovani non abbiamo niente da dire riguardo a questa città. Cioè noi teniamo alla cultura, teniamo all'arte, non siamo degli zombie che stanno tutto il giorno a marcire davanti al telefonino. Certo. Cioè noi abbiamo una nostra sensibilità e il fatto che così tante persone, soprattutto adulti, ci stiano ignorando è onestamente deprimente. Ecco, a proposito di cultura, si è detto spesso insomma, che le Sì. potenzialità culturali di Vittorio Veneto non mancano, ma non sempre vengono insomma, valorizzate appieno. Esatto. C'è qualcosa per voi su cui maggiormente bisognerebbe lavorare di queste potenzialità? Sì, certo, uno fra tutti ovviamente il nostro Lorenzo da Ponte. È nato un subbuglio riguardo alla sua casa, però quello è un aspetto marginale. Parlando di Lorenzo da Ponte, la prima cosa a cui possiamo pensare è un gemellaggio con la città di Salisburgo, la patria di Mozart, e questo ci aprirebbe le porte a molti altri eventi. Noi abbiamo, anche parlando di musica, il concorso di violino, solo che ho paura che resti un evento di nicchia quando ha una sua grandissima rilevanza tra gli esperti. Credo che si potrebbe anche aprire questo concorso alla cittadinanza, creare piccoli concerti sparsi per la città, magari accompagnati anche da altri gruppi locali. Cioè le persone sono aperte alle novità, non dobbiamo pensare di no. Credo che questo sarebbe una grande idea. Certo. Ecco, intanto sono già le 22:40, quindi abbiamo gli ultimi minuti che Pochissimi. sì, è volato questo tempo. Che dedichiamo come tradizione insomma, all'appello al voto, perché gli elettori l'8 e 9 giugno dovrebbero votare per la lista Vittorio Vive. Perché la lista Vittorio Vive, a parte che sostiene Mirella Balliana, e quindi votare per Vittorio Vive significa votare per Mirella Balliana, ha al suo interno elaborato, direi, breve inciso, sentivo giovedì sera un candidato sindaco parlare orgogliosamente che tutte le altre liste hanno prelevato idee dal loro programma. Allora, se mi permette una risata, perché questa persona
è stata candidata poco più di un mese fa, un mese e mezzo fa, ed è stata candidata dal suo capolista che faceva parte della nostra associazione di Vittorio Vive. Non ha condiviso la scelta della Mirella Balliana e ha costruito una lista a parte e ha trovato questo candidato sindaco, ovviamente trasferendo i programmi della nostra lista. Mi ha detto che ha saputo copiare bene. Allora, al di là di questo, Vittorio Vive ha costruito veramente il programma. Il Parco del Meschio è uno dei nostri attu sui quali abbiamo insistito molto ed è stato inserito in coalizione. Il discorso dell'asilo nido, abbiamo preteso che la costruzione del nuovo asilo nido fosse inserita nel programma di coalizione. Abbiamo preteso che il discorso delle ciclabili fosse inserito nel programma di coalizione, ma soprattutto che ci fosse il riferimento non tanto alla ciclabilità interna, quanto a un piano di programma con i comuni dell'Alpago e della Vallata della Valsana, oltre ovviamente, ma non voglio andare più in là, a un ragionamento più verso sud, verso sud-est, perché esula un po' dagli argomenti di questa sera, di questi primi periodi. Sarà comunque un programma da sviluppare. Io credo che il contributo in termini di contenuti che i componenti della lista Vittorio Vive siano assolutamente necessari e quindi va premiata la competenza e l'impegno che è stato dato alla costruzione del programma. Ok. Grazie allora alla lista Vittorio Vive, qui rappresentata dal capolista Mario Darè. Grazie a lei. E da Michele Arvizzigno. E grazie a tutti e votate Vittorio Vive naturalmente. Grazie. E con Vittorio Vive, ultima, quindi 14ª lista, si conclude il nostro viaggio di presentazione di tutte le liste a sostegno dei 4 candidati sindaco, che ricordiamo essere Mirella Balliana, Giovanni Braido, Luisa Camatta e Gianluca Posocco. E l'appuntamento ora per tutti, come l'hanno ricordato anche nel corso di questa serata i nostri ospiti, è per le votazioni, quindi le urne che si apriranno l'8 e il 9 giugno, quindi lunedì 10 giugno dalle 14 lo spoglio, che sarà seguito in diretta come tradizione, questa maratona elettorale, dalla Tenda TV, fino insomma al risultato che dovrebbe arrivare in serata. Speriamo che questo approfondimento informativo vi sia stato utile per meglio conoscere i candidati, le liste, i loro programmi, e quindi anche per avere una maggiore visione in vista di questo voto. Quindi il nostro appuntamento si conclude qui, vi diamo appuntamento lunedì 10 giugno a partire dalle 14 per la diretta passo dopo passo dello spoglio del voto. Con questo è tutto, buona serata e alla prossima. Arrivederci.